Avere il coraggio di scegliere. Il titolo dato quest'anno allo scambio di auguri natalizi, estrapolato proprio da una frase dell'omelia di Monsignor Moraglia alla messa celebrata con gli operai al petrolchimico di Marghera, già riassume il pensiero del patriarca sul momento della città di Venezia. Di riconoscere l'unicità di Venezia con una legge che in qualche modo non sia solo una legge legata a dei finanziamenti, ma a uno stile di vita, a una cultura. Una prima proposta c'è già. Io auspico anche che possa veramente Venezia diventare un centro di studi per il futuro, per la sostenibilità ambientale. A me sembra che ci siano le possibilità, le risorse. La città, secondo il patriarca Francesco, ha un ruolo cardine in questo progetto perché Stimola certamente a pensare il futuro a partire da una grande città che è stata grande nel passato, che vuole essere ancora grande nel presente e nel futuro. l'incontro è stato anche l'occasione per riavvolgere il nastro dei ricordi sul 2019 che si sta concludendo. È un anno che non può prescindere dalla nottata del 12-13 novembre di un mese fa, in cui la città è stata ferita ed è stata soprattutto portata di fronte al mondo in quella sua bellezza fragile che ha un nome, che è appunto quello di Venezia, e che speriamo possa essere invece un punto di ripartenza di fronte a certe situazioni che si stanno trascinando ormai da decenni.